C'è voglia di commentare. Che partita è stata? Buonasera. Cos'è mancato? Brutta partita. Cos'è mancato? Gli acquisti a gennaio, come al solito. La sensazione è questa. Per te cos'è mancato stasera? Tutto. Proviamo a chiedere, ragazzi, cos'è mancato stasera? Mancato il Napoli, mancato la condizione, è stato bravo l'Udinese. Penso che il Napoli abbia snaturato un po' il gioco con la mancanza del terzino sinistro, che Mazzocchi in mezzo al campo è stato un uomo in meno. Perfetto. C'è da preoccuparsi tra la poca brillantezza di Roma secondo tempo stasera? Assolutamente no, assolutamente no. Okay. Abbiamo tutte le carte in regola per giocarci lo scudetto fino alla fine. Ok, perfetto, grazie. Andiamo a chiedere ancora qualche parere su questa partita. Buonasera, un commento su questa partita, prego. No, tutti che vogliono andare via. Proviamo a chiedere un commento sul Napoli, su questa partita nemmeno. Vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di... Che partita è stata? Buonasera, un commento. Non è andata bene, ha giocato male. Una chiave, Mazzocchi pessimo. Non abbiamo panchina. Cosa sta mancando in questo Napoli? Stanno mancando il mercato di gennaio, non c'è stato nessuno. Inizia a pesare adesso. Adesso hai visto Neres quando gioca da titolare non è come quando subentra, ce ne stiamo accorgendo. Kvara praticamente era un'altra cosa, che lo sappiamo, e oggi abbiamo questo problema. A Roma mancavano ricambi davanti, però anche stasera sono mancati. Forse il mercato... Sì, il mercato non è stato, ci si aspettava qualcosa in più. E non si può giocare con Okafor, con gente arrivata all'ultimo minuto che deve adattarsi, ambientarsi. La panchina non c'è panchina lunga a differenza delle altre. L'Inter ce l'ha. Cambi tardivi, troppo tardi, cioè il cambio lo fai prima, al 60° questa partita va vinta. Oggi abbiamo rimesso in gioco l'Atalanta e l'Inter in una botta sola. Ecco, ormai è vero che è una partita, che poi alla fine non è che ma sempre forza Napoli, sempre positivi. Dai, ce la faremo. Forza Napoli a prescindere, però cosa è mancato stasera a questo Napoli? Ciao. L'arbitro faceva schifo. L'arbitro, diamo la colpa all'arbitro. Cosa è mancato stasera? Buonasera. È mancata, buonasera, la grinta che ci ha contraddistinto sulla prima parte. Speriamo di ritrovarla presto perché abbiamo delle sfide molto importanti ora. Il mercato forse ha inciso un po' su questo risultato? No. Ma secondo me il mercato sì, anche inciso perché noi avevamo un giusto rimedio, a strefezza in difesa, abbiamo comunque arrangiato e sofferto molto con Juan Jesus, però speriamo di ripartire alla grande già contro la Lazio. Speriamo. Quanto pesa questa mancata vittoria stasera in ottica scudetto? Un incidente o... Il campionato è lungo, la preoccupazione è un'altra. Napoli è a corto di fiato, lo dimostrano le 5 sostituzioni di Conte. Conte fino adesso mai aveva fatto 5 sostituzioni. Ha tolto dal campo uomini chiave, quale anche Salo, Bott, Lukaku. Napoli è a corto di fiato, questo lo dimostra. Forse il mercato c'è un'appendice, giusto un'appendice, era in virtù dei due infortunati, perché il terzino sinistro, l'uruguaiano, e Buongiorno già erano infortunati, forse lì si poteva fare qualcosa, però poi la sfortuna si accanisce e ti fa infortunare Spinazzola. Napoli è partito bene i primi 30 minuti, dopodiché è andato a scemare, lo ha dimostrato. Secondo tempo senza fare un tiro in porta, mi dispiace, però il campionato è lungo. Speriamo che Napoli, forza Napoli, possa riprendersi qualcosa a Roma con la Lazio, sempre forza Napoli. Speriamo. Chi è che vuole intervenire? Questi piccoli tifosi, un commento su questa partita? Ma ti Antonio Conte, non ti rimane di Cassigli, l'anno scorso. No, stasera abbiamo fatto cambio per stasera. Tu cosa ci vuoi dire su questa partita? Senti, me ne sei fortunato Spinazzola, De Laurentiis, no, io voglio comprare a Garnacio, a dei Iemi, ha fatto solo per così, ma non ha accattato più nessuno. Chi ha accattato? Okafor. Il Napoli riesce a vincere lo scudetto, lo può ancora vincere nonostante questo passaggio a vuoto? Se domani l'Inter pareggia o perde, sì. Dai, speriamo che l'Inter magari la pareggia e quantomeno si resta invariato. Ciao, buonasera. Allora, tu che sei sempre particolarmente lucido, cosa ci vuoi dire stasera? Allora, tu mi faccio una domanda a te, chi vuoi sentire stasera, Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Perché veramente sono combattuto tra il fatto che abbiamo incontrato un'ottima squadra, ha messo in difficoltà parecchie squadre, l'Udinese,
una partita mediocre da parte del Napoli può succedere. Invece Mister Hyde ti direbbe stasera si sono evidenziate chiaramente dei limiti della rosa, perché si è fatto male Spinazzola e Oliveira, ha giocato Mazzocchi, ha fatto un errore clamoroso, Juan Jesus questa sera pure da rivedere, il secondo errore consecutivo individuale che ci fa perdere punti, perché abbiamo visto a Roma all'ultimo secondo un errore, stavano dormendo, e anche stasera hanno fatto veramente qualcosa di brutto. Quindi però resto positivo perché comunque anche l'Inter ha dimostrato che ha preso 3 palloni a Firenze all'improvviso così, quindi nessuno è immune da difficoltà, nemmeno il Napoli. Però sinceramente stasera ho visto dei cambi veramente quasi, diciamo, molto deludenti, molto deludenti, e l'Udinese devo dire che ha giocato molto meglio di noi sia fisicamente che anche tatticamente. Grazie mille, grazie, buon rientro. Il mercato ha inciso un po' su questa gara di stasera, parlavamo di rosa corta, credi che le mancate operazioni, il mancato attaccante ha inciso un po'? Sì, il mercato è stato fondamentale. Io sono deluso sinceramente da Antonio Conte. Mi aspettavo una conferenza stampa chiara che cercava di acquistare giocatori il prima possibile, perché la rosa ha bisogno per vincere lo scudetto di migliorarsi. E purtroppo non è riuscito Antonio a imporsi con ADL, essere il nuovo servo di De Laurentiis, purtroppo. Io pensavo che Conte riusciva a imporsi. Non sono sicurissimo, devo essere sincero, però sicuramente deve stare a un compromesso, perché non è arrivato al Manchester City. Un grosso compromesso, perché Conte vuole vincere. Se vuole vincere dobbiamo fare di più. Se togli Kvaratskhelia e prendi Okafor fa 2 minuti, prende Billing che nemmeno è entrato, prendi Scuffè, non abbiamo fatto nulla al mercato. Noi dobbiamo cercare di vincere, altrimenti giochi per la Champions. Il mercato dei grassi e reggini. Esatto, il mercato dell'epoca di Sarri, cioè purtroppo se dobbiamo vincere è un conto, se dobbiamo andare in Champions bene, ci arriviamo, obiettivo ormai quasi raggiunto, però non si può cercare di vincere lo scudetto così. Capisco. Credi che questo mercato può pesare sulla corsa a scudetto dopo soprattutto questo risultato? Io non lo so se il mercato possa pesare o meno. Io credo che sia stata anche una strategia del Napoli quella di non spendere i soldi di Kvaratskhelia né quelli di Osimhen, quindi per ritrovarseli quest'estate. Certo è che qualche cosa forse andava fatto, non andavano presi forse i giocatori fuori forma. Okafor, se fosse stato un giocatore pronto magari poteva avere un suo perché. Un giocatore che fisicamente non è ancora a posto, sapendo che stai facendo la corsa per lo scudetto, sapendo che domani c'è una partita importante perché l'Inter ha preso 3 palloni dalla Fiorentina e domani non è escluso che li possa riprendere, ce lo auguriamo noi napoletani, però voglio dire se il Napoli avesse avuto dei rincalzi, oggi sono entrati, ma chi è entrato? Simeone è una meteora, corre in campo ma non prende una palla, è entrato Gonghe, ne ha persi tanti di palloni, è entrato Raspadori, io non ricordo che abbia fatto un tiro in porta, quindi voglio dire un rincalzo di Lukaku andava preso, ma un rincalzo intendo un attaccante che, ecco, anche lo stesso Lucca, si parla tanto di giocatori, non spendevi tanti soldi, però voglio dire probabilmente li terranno per quest'estate, almeno noi napoletani ce l'auguriamo, perché poi dopo questi soldi li dovrà giustificare. I soldi di Osimhen arriveranno, i soldi di Kvaratskhelia già ce li hanno, quindi vediamo che succede quest'estate, speriamo di arrivarci con lo scudetto, anche se voglio dire, non è perché affronti l'Udinese, io a volte seguo le trasmissioni, dice no, le partite difficili del Napoli quali sono? Abbiamo affrontato l'Atalanta, abbiamo affrontato la Fiorentina, abbiamo affrontato la Roma, ma l'Udinese è una signora squadra, l'Udinese atleticamente è fortissima, fisicamente non ci ha visto proprio, ci surclassa, voglio dire, penso che l'abbiano visto tutti, quindi non ci sono partite facili, fatta salvo forse Monza, che
ritengo una squadra che ormai già stia pensando all'anno prossimo, ma il resto delle squadre sono squadre che vengono qui e oggi l'Udinese si è battuta e penso che il punto dell'Udinese oggi è anche meritato. O sarà merito dell'Udinese o sarà demerito del Napoli, questo ci sarà qualcuno che lo valuterà. Grazie mille, grazie ragazzi, volete aggiungere qualcosa su... Vai. Dispiace, cioè, è stata una partita, l'abbiamo buttata perché abbiamo avuto molte occasioni, anche alla fine, come ha detto mio padre, con Gonghe, ma soprattutto anche con Neres. Io mi aspettavo qualcosa di più, devo essere sincero, l'Udinese fino ad oggi mi sembrava molto scarso, perché non guardo le partite dell'Udinese e dicevo oggi vado allo stadio a vedere il Napoli che vince, però non è stato così. Dispiace. Bene. Grazie e buon rientro, cosa vuoi aggiungere? No, nulla riguardo alla domanda di prima, se c'erano delle critiche o quantomeno se il calciomercato invernale del Napoli aveva influito su questa partita. Per me non c'è dubbio, perché quando noi giochiamo con Mazzocchi titolare, che ha dei limiti tecnici abbastanza palesi e manifesti sicuramente a Conte, che avrà chiesto giustamente dei rincalzi come dicevamo prima, e se poi entrano dalla panchina Ngonghe e Okafor anziché un reale sostituto di Neres, non di Kvaratskhelia, perché non pretendevamo un giocatore da 70 milioni, e vuol dire che il mercato è inciso e vuol dire che quelle mosse magari che si potevano fare magari non ci facevano vincere questa partita, però ci davano delle opportunità in più e facevano alzare le possibilità chiaramente di stare lì in vetta, perché poi, come dicevamo prima, avevamo un'occasione davvero ghiotta di fare la prima reale fuga del campionato e andare a +6 dall'Inter, aspettando e guardando coi popcorn la partita di domani, e purtroppo domani dovremmo sperare di nuovo che la Fiorentina farà un'ottima prestazione per fermare l'Inter, perché un Inter che perde una partita in modo così rovinoso come è successo questa settimana difficilmente potrà fare anche domani, però noi guarderemo quella partita sperando che succederà. Ci resta solo la speranza adesso, dopo purtroppo questo passaggio a vuoto. Ci auguriamo che quantomeno possa arrivare una sorta di assist da San Siro, che almeno resti tutto invariato, perché io credo che oltre un pareggio nella migliore delle ipotesi, soprattutto dopo la brutta sconfitta, non possa arrivare, ma chissà che la Fiorentina non ci possa sorprendere in positivo con un doppio risultato. Però è chiaro, è sempre brutto quando dipende di essere padrone del tuo destino. Grazie mille, non so se puoi aggiungere per chiudere qualcosa. Che sono d'accordissimo con te, ed era esattamente questo il compito che aveva il Napoli, cioè quello di dover guardare la partita di domani sapendo che era l'Inter che doveva agguantare il Napoli e non il Napoli che doveva aspettare un risultato negativo dell'Inter. Conte darà un bel rimprovero alla squadra per far capire che questo non deve avvenire, e per il resto è tutto, cioè, questo è il quadro della partita. Poi, Grazie mille, grazie e buon rientro. Questo piccolo tifoso col cappello Dios cosa ci vuole dire? Allora, innanzitutto vorrei dire che è stata una partita sudata, soprattutto anche con l'infortunio di Spinazzola e Olivera, che è stato messo Mazzocchi, che diciamo Mazzocchi non è il migliore dei cioè non è il massimo per questa squadra. C'era Mario Rui che purtroppo il contratto non è stato riuscito a rinnovare, e niente, è stata una partita diciamo mediocre, con soprattutto dei cambi che non sono stati anche loro il massimo, come per esempio Ngonghe ha perso molti palloni. E poi c'è il mercato, che è stato un mercato un po', diciamo, non so come descriverlo. Per esempio abbiamo perso molto tempo sui difensori come Comuzzo e Danilo, e poi anche per sostituire Kvaratskhelia abbiamo comprato Okafor, che comunque non è nelle migliori delle forme, come abbiamo perso molto tempo anche per Garnacho e Adeyemi. Abbiamo preso Okafor, che è un buon giocatore, ma in questo momento della sua carriera non in forma. E questa partita l'Udinese se l'è guadagnato, a questo punto se l'è guadagnato, molto importante per la sua classifica, ma ora dobbiamo sperare che l'Inter, diciamo, sbagli qualcosa e che la Fiorentina riesca anche un po'. È vero.
E niente, è stata una partita molto Spiacevole, spiacevole. Ti aspettavi tutt'altro, questo come per sicuramente. Io vengo a vedere le partite che mi aspetto qualcosa di buono dal Napoli, come per esempio l'altra volta ci siamo visti 5 mesi fa col Como e niente, ho provato a mettermi la tuta di Dios per darci fortuna, ma Speriamo possa portare fortuna più avanti. Come può pesare questo risultato negativo sulla testa dei giocatori anche per le prossime partite? Sarà solo un incidente di percorso? Perché noi abbiamo Conte che su questo aspetto è un maestro, è uno specialista, diciamo, quindi sicuramente non inciderà assolutamente, questo ne sono certo. Purtroppo sono un po' i ricambi che l'infermeria è quella che è, quindi diciamo che ci siamo adattati questa sera, però siamo sempre speranzosi perché siamo tifosi del Napoli dalla nascita. Se l'Inter domani dovesse vincere portandosi a -1 in vista anche dello scontro diretto qui al Maradona, come... Ce la giocheremo anima e corpo, sicuramente, perché veniamo qui per questo, sia noi che loro. Io sono sicuro di questo, assolutamente, al 100%. Sta tutto comunque aperto, considerando che il Napoli è avanti, ha perso un'occasione, come dire, per arricchire il suo vantaggio, però. Allontanarsi un po' dall'Inter, che comunque ce l'abbiamo sempre dietro alle calcagne, però ce la faremo sicuramente. Noi siamo ottimisti anche perché dobbiamo essere ottimisti. Ok? Grazie mille, buon rientro. Cosa ci dice invece il saggio signor Rosario a proposito di questo pari amaro? Ma dopo quello che ha detto il ragazzino io mi sento proprio inferiore a dire qualcosa, perché ha detto tutto in un momento. Io ho aspettato 60 anni per vedere qualche scudetto, però come ha parlato lui ha parlato bene, però Conte non è che ha delle piccole pecche in questa serata, ma purtroppo i giocatori quelli sono. Ha dato fiducia a un giocatore che già domenica scorso, sabato, quando abbiamo giocato a Roma, ha creato qualche piccola defiance. Gli ha dato fiducia, ma adesso sta fiducia fino a un certo punto, perché ma che l'hai pigliata a fare, che la palla che stava andando fuori. Tu hai fatto un cross da gol, lo potevi fare alla squadra tua, invece l'hai fatto alla squadra avversaria, perché quella palla sulla striscia di laterale va a finire sempre al centro, dove puoi trovare un giocatore avversario che te la tira in porta. È una cosa palla velenosa che... Ma pure io giocando quella palla l'avrei lasciata, non l'avrei pigliata per fare un assist. Ha fatto un assist alla squadra avversaria. Vabbè, è successo, che vogliamo dire? Però io, per quanto mi riguarda, l'Udinese è venuto qua per fare una partita della vita. Aggrediva in un modo tremendo, non ha fatto una partita di pallone, ha fatto una partita di rugby. Per me ha fatto una partita di rugby, non cercava di buttare a terra, di contrastare il gioco del Napoli, che poi noi poverini, Politano non ce l'ha fatto più, ha fatto troppi dribbling e poteva buttare la mano. Ragazzi, di solito quando si gioca sulla squadra che è prima in classifica si creano sempre questi predisposti che si può avere una piccola defiance, perché sembrava proprio il Real Madrid, diciamo il Real Madrid, sembravano proprio un gioco di rugby. Vabbè, lasciamo stare, io sono fiducioso, quando succedono queste cose io sono fiducioso che il Napoli riuscirà a stare sempre al primo posto. Adesso la Fiorentina si giocherà la partita come ha giocato adesso, che sta giocando bene, può darsi che ci farà una bella sorpresa e noi saremo contenti, però alla capolista il primo posto non glielo toglierà nessuno, dovranno sudare e giocare tutti come hanno giocato, come ha giocato l'Udinese contro il Napoli, perché sennò perderanno sempre. Forza Napoli sempre, e non teniamo paura, perché in Champions dobbiamo andare, poi lo scudetto si vedrà. Grazie a tutti. Il quarto, perché Napoli si dice non c'è 2 senza 3, l'abbiamo vinto, già stiamo a posto. Il quarto, se viene con dei piccoli accorgimenti, a non fare degli sbagli. Noi a Roma e qua abbiamo regalato 4 punti, ragazzi, 4 punti, vabbè, non fa niente, siamo sereni, siamo tranquilli che ci ripiglieremo la prossima partita. Dove sarà? La prossima è a Roma con la Lazio. È a Roma con la Lazio. Ragazzi,
ce la faremo, forza Napoli sempre. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie, buonasera sì, ora andiamo Un altro tecnico, vai così, ciao. Andiamo a commentare subito quella che è stata questa gara, un risultato amaro, ci aspettavamo tutt'altra prestazione innanzitutto e poi il risultato, la buona notizia per così dire è che il Napoli comunque resterà in vetta, comunque vada, però è chiaro è stata persa una grande opportunità per blindarti lì davanti in attesa poi di capire, telefonate anche in diretta, commenti a caldo probabilmente, qualcuno che vuole sapere e allora faccia qui in diretta questo commento a caldo. Commento a caldo, sì, la partita è stata una partita un po' strana, loro appena iniziata la partita hanno iniziato giusto, hanno premuto sull'acceleratore, quindi ci hanno messo già un po' in difficoltà all'inizio della partita, poi abbiamo avuto la fortuna di trovare il gol con McTominay e la partita si sta mettendo quasi in discesa, ecco. Qualche altra occasione l'abbiamo creata, anche loro, però l'Udinese a Napoli ha fatto la sua onesta partita. Certamente sono 2 punti persi per proseguire il cammino. Niente, poi hanno pareggiato sull'infortunio che è successo tra Juan Jesus e Mazzocchi, è andata così, continuiamo su questa strada qua. Si aspettano altre partite importanti con la speranza che sabato a Roma con la Lazio dovrebbe andare buongiorno, speriamo pure nel recupero di Olivera che stasera ci è mancato. Ripeto, stasera leggermente un po' sottotono rispetto alle altre volte, si è intravisto un po' il secondo tempo di Roma, le chiedo il problema può essere il mercato, cioè che adesso fa emergere una serie di problematiche che forse sono state pure un attimo sottovalutate o è anche una questione di condizione fisica o entrambe? Perché è mancata anche brillantezza atletica sia a Roma che stasera. Sì, è vero, è mancato un po' di brillantezza atletica sia a Roma che stasera. Certamente, ripeto, è stato un po' un piccolo calo fisico rispetto alle altre volte. Poi non ho capito quelle sostituzioni, tutte quelle sostituzioni del tecnico, quelle là mi lascia un po' il dubbio, ecco, non voglio criticare, non voglio commentare perché non sono tecnico, non so perché ha fatto quelle sostituzioni. Niente, forse si è abbinato un po' il mercato, un po' qualche calo fisico di qualcuno, però anche lo stesso, anche sa. Vediamo qualche messaggio, qui che messaggio è? Manuel parlato uno di noi. È vero, è uno di noi. Un bel tributo. Sì, una brava persona, uno di noi, napoletano dentro e l'ha dimostrato perché c'è uscito insomma quello che pensava, l'ha detto, l'ha dimostrato ma in modo pulito. Con equilibrio, in maniera pulita. Pulita e onesta, niente di che, insomma. Poi è stato dato addosso, ma non so perché. Queste sono cose loro, però... È bello il messaggio, bello, lo mostriamo e ovviamente ci aggiungiamo in questo abbraccio per Manuel Parlato che insomma sicuramente apprezzerà, grazie mille. Non ha apprezzato troppo questa partita, presumo? No, come tutti i napoletani volevamo vincere oggi, perché da primi classifica dovevamo dare qualcosa in più, anche se poi l'Udinese ti devo dire che ha giocato bene, ha corso. Il Napoli, forse più per demerito del Napoli che per merito dell'Udinese, forse. Non saprei, sai perché? Perché l'Udinese veramente ha corso molto, stavano su tutte le palle, è stata pericolosa. Seconde palle stavano sì, stavano loro, è vero. Ci sta sempre l'altra squadra in campo. Le seconde palle stavano loro, si è vista, parecchi, anche qualche calciatore che a me piace molto, per esempio Luca è un grande calciatore, a me è grandissimo. Non so come si chiama. È grandissimo, quello è grandissimo, Luca. Se il Napoli ci fa un pensiero, secondo me fa un ottimo acquisto con Luca. Secondo me, come l'ho vista io, ripeto, non sono un tecnico, però come l'ho vista io, Luca a me piace molto. Sì, poi anche Toven, quindi insomma. Toven è un giocatore di qualità, ma anche la stazza fisica. Ma l'Udinese ha avuto sempre bei calciatori, l'Udinese, non scherziamo. Vabbè, comunque dai. Merito anche all'Udinese. C'è Manuel Parlato, non so se magari ha intravisto. Siamo salutati. Ok, salutiamo. Bravissima persona, veramente. Allora, grazie mille, grazie anche per il contributo. Buon lavoro, forza sempre Napoli, forza Napoli. E forza sempre Napoli, comunque a prescindere, il Napoli è una passione, il Napoli è una malattia e andiamo avanti su questa strada.
con la speranza che sabato veramente si può portare a casa da un bel risultato. Forza Napoli sempre e grazie a voi tutti, buon lavoro. Grazie mille. Quindi la speranza dei tifosi è che già sabato si possano recuperare questi punti smarriti. Certo, oggi l'Udinese, la Lazio anzi ha mostrato un bel po' di cose, seppur contro il Monza non ce ne voglia, già in Serie B un 5-1 che è un messaggio chiaro per il Napoli. Non sarà una partita semplice, Lazio che tra l'altro è venuta qui al Maradona a vincere, adesso c'è la necessità che il Napoli insomma si riprenda quello che ha perso nel match d'andata ora più che mai, perché dopo questo passaggio a vuoto c'è la necessità di tornare a vincere per questa corsa a scudetto. Ricordiamo, il Napoli ovviamente non è mai partito per vincere lo scudetto, però è normale, ti ritrovi lì davanti una sola competizione dopo aver sacrificato anche la Coppa Italia, è doveroso quantomeno che ci si provi, poi a prescindere da come possa finire l'importante è dare il massimo. Antonio, un commento rapido su questa partita, cosa ti è sembrato? Allora, quando giocano con la prima in classifica, le squadre avversarie o perdono tempo o si chiudono, così ci ho fatto. Che è strano che tu vinci a 3-1 e poi pareggi in casa. Il calcio è un po' strano. Il portiere si metteva per terra, quell'altro si faceva male un pochino e ci metteva. Poi erano 6 minuti, non 5 minuti. Insomma è chiaro che per loro il punto era pesante, a differenza del Napoli che invece aveva la fretta, il dovere di vincere. Questa è la più classica delle dinamiche quando si gioca tra una grande squadra e una piccola o medio piccola, quindi non c'è da sorprendersi, c'è da sorprendersi più che altro secondo me di questo anche calo fisico in generale, di questa mancanza. Un peccato, perché questi chiaramente sono ragazzi, sono umani, non sono cyborg che le possono vincere tutte. Però se magari il pareggio di Roma è giustificabile, sebbene faccia male, perché comunque nonostante tutto all'Olimpico, una squadra importante e quant'altro ancora, secondo tempo in discesa, questo pareggio è abbastanza delittuoso, più ancora di quello dell'Olimpico, io credo. Cosa ne pensi? No, io penso di no, perché se sei pareggiato può darsi che sabato a Roma ti porti 3 punti e si è risolto tutto. Insomma, ne avresti avuto 3 più 3, quindi non è proprio la stessa cosa, però capisco il tuo ragionamento, magari vinci in trasferta. Esiste. Le squadre avversarie gioco con la prima, diventano eroi, perché tu vinci e poi pareggi in casa, è strano sto fatto. Va bene, vediamo cosa ne sarà della prossima giornata. Grazie mille Antonio, grazie mille sempre per la tua compagnia. Vuoi chiudere? Vai. A Calcio 24, volete una cosa? Se ci possono avvisare quanto escono i biglietti Como Napoli, se è possibile. Ti terremo informato. Ciro, chi è Ciro? C'è Ciro in studio, sì. Ciro, tu lo sai, ti voglio sempre bene. Ah, poi se posso, Pasquale. Vai. Ti posso lasciare a te, perché non riesco mai a invitarmi in studio, Ciro. Ok. Il numero cellulare se lo posso lasciare a te su. Poi non ti preoccupare, dopo provvedo io con Ciro, ho capito, puoi andare in studio e essere ospite a Calcio Napoli 24. Se il numero di telefono adesso? Va bene, dopo me lo dai, dopo quando finiamo la diretta io lo giro a Ciro Novellino e poi provvedete voi, ok? Grazie mille, grazie mille.